È l'uomo dei tamponi, il creatore del modello Vo, Andrea Crisanti, che sui tamponi rapidi si dimostra cauto. Non esiste nessuno strumento che è adatto per tutte le situazioni. Allora, prima di dire se vanno bene i tamponi rapidi o vanno bene i tamponi normali, bisogna chiederci qual è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. Se l'obiettivo che vogliamo raggiungere è in una determinata situazione circoscrivere, eliminare il focolaio, i tamponi rapidi non sono lo strumento giusto, per una ragione molto semplice: non hanno la sensibilità sufficiente per rastrellare tutti i casi in quella situazione. Se viceversa noi vogliamo sapere se in una comunità, sia essa una caserma, sia essa una comunità di agrichietenti asilo, sia una scuola, vogliamo capire se c'è trasmissione virale, lo vogliamo sapere subito e non abbiamo la logistica per fare i tamponi, allora facciamo pure i tamponi rapidi. Però rimane chiara una cosa, che se in quella comunità noi troviamo dei positivi, dobbiamo ripassarla tutta con tamponi normali, perché se ci sono dei positivi sicuramente qualcuno l'abbiamo mancato. Prudente lo studioso anche sulla crescita dei contagi. Il virus si sta riposizionando su valori di trasmissione più alti dopo le numerose aperture a partire dalle scuole. Ecco, direi che questi 500 casi in più sicuramente suscitano l'attenzione e chiaramente l'allarme, però una variazione così giornaliera da un giorno all'altro non è indicativa, bisogna capire quello che succede nei prossimi giorni.